5 curiosità sulle gondole di Venezia. La parola gondola deriverebbe dal greco medievale condura, termine che definisce barche a coda corta, oppure dal latino cunula, che significa culla. Il ferro da gondola, posizionato sulla punta della prua, oltre ad essere il simbolo stesso della gondola, ha la funzione di mantenere sempre in assetto l'imbarcazione e di segnare la direzione. Le gondole sono tutte nere. Questo perché nel XVI secolo una specifica magistratura che vigilava sugli sfarzi eccessivi impose il colore nero, limitandone anche gli ornamenti. Oggi, in laguna, le gondole sono circa 500. Una gondola è lunga circa 11 metri, pesa all'incirca 350 kg ed è asimmetrica. Il lato sinistro, infatti, è più largo del destro, permettendo una maggiore facilità nella conduzione. Per costruire una gondola è necessario un anno di lavoro. È assemblata con 280 pezzi, ricavati da 8 differenti tipi di legno.